Oltre 40 aziende coinvolte in tutta Italia che ottenevano appalti pubblici in modo fraudolento per un danno erariale stimato di 10 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha aperto un fascicolo contro il legale rappresentante di questo consorzio, la cui sede operativa era in provincia di Treviso. Nello specifico la documentazione falsa fa riferimento a contratti di avvalimento che sono stati sottoscritti con un consorzio stabile avente sede operativa nella provincia di Treviso che era titolare di un'attestazione SOA. Tale attestazione è necessaria per partecipare a lavori pubblici, a gare d'appalto per lavori pubblici del valore superiore a 150.000 euro. Un consorzio già colpito nel 2024 da un'interdittiva antimafia dalla prefettura di Bologna, dove si trova la sede legale, ma che nonostante questo continuava ad operare. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno fatto emergere come negli anni 2019-2020 il consorzio di fatto sparisse nel momento in cui gli appalti venivano giudicati, incassando però il 3% del valore degli stessi. Il rappresentante legale del consorzio, unitamente ai rappresentanti legali delle 40 società aggiudicatrici degli appalti, sono stati segnalati alle procure della Repubblica competenti territorialmente per il reato di turbata libertà degli incanti. Nessuna stazione appaltante a Treviso, ma una invece a Vicenza. Sono stati comunque gli accertamenti bancari e le perquisizioni locali domiciliari a consentire la maxi scoperta. Il denaro, dopo aver transitato su conti di altre società riconducibili al rappresentante legale e del suo nucleo familiare, veniva ritrasferito a beneficio ed interesse di società di diritto rumeno collegate allo stesso. Per tale motivo il rappresentante legale del consorzio trevigiano è stato segnalato anche per il reato di autoriciclaggio. Il provento illecito acquisito dal consorzio stabile, che era pari circa al 3% del valore dell'intero appalto, è stato reimpiegato dal rappresentante legale in società estere allo stesso riconducibili. Pertanto il soggetto è stato segnalato all'autorità giudiziaria locale per il reato di autoriciclaggio. Nel complesso sono stati 98 i soggetti segnalati anche alla Corte dei Conti.